Sono filippino e inglese, ho 20 anni e vengo da Malta. Sto realizzando un progetto del Corpo Europeo di Solidarietà con il progetto Giovani a Padova, Italia. Sono passati 6 mesi da quando sono arrivato. Sono stato amico, insegnante, cantante, oratore e guida turistica con tutte le attività che ho svolto. Ora vediamo quanto sono bravo come YouTuber. Febbraio è stato un mese fantastico per me, avventura qua e là. Mi sono ricordato di aver partecipato a una discussione pubblica tenuta da Radio Sherwood sul tema dell'immigrazione. Ho incontrato un gruppo di persone fantastiche, alcune che stavano anche facendo ISC qui a Padova. Poi, pochi giorni dopo, ho deciso di incontrarmi questa volta di persona con persone con cui ho fatto il tandem inglese. Lo abbiamo ridotto a solo 5 persone, me compreso. All'inizio è stato imbarazzante, comprensibilmente perché era la prima volta che ci vedevamo di persona, ma è stato divertente e abbiamo fatto uno spritz. Il giorno dopo io e il mio coinquilino dovevamo visitare Bassano del Grappa. Purtroppo o per fortuna abbiamo perso il treno del mattino presto e siamo finiti a Vicenza. Amavo Vicenza, era una piccola città vivace. C'erano anche bambini ovunque vestiti in costume a causa del festival. Abbiamo concluso la gita di un giorno al Giardino della Vittoria aspettando il tramonto. Terza settimana di febbraio esco con gli amici che ho incontrato all'evento di Radio Sherwood insieme a Irini, la mia mentore del progetto Giovani. Non abbiamo bevuto molto dato che i bar chiudono alle 6 e il coprifuoco era alle 10, quindi abbiamo dovuto separarci in seguito. 2 giorni dopo ho visitato Venezia per la seconda volta. La prima volta che l'ho fatto è stato ad ottobre. Era così deserto e tranquillo a differenza della seconda volta. Ho incontrato un amico e ho passato tutto il pomeriggio passeggiando e scattando foto della meravigliosa città. 2 città questa volta, ancora con la mia coinquilina. La prima tappa è stata Castelfranco Veneto. Ricordo ancora il bel tempo soleggiato che abbiamo avuto durante quella giornata. Abbiamo passato la maggior parte del tempo a bere invece di esplorare la città, che era piena di piccole chiese. Naturalmente ci siamo assicurati di non perdere il muro. E a proposito del muro, la nostra seconda tappa è stata Cittadella. All'inizio eravamo quasi confusi perché c'erano solo poche persone e i negozi erano chiusi. Sembrava una città abbandonata, anche le attrazioni erano chiuse, ma ore dopo abbiamo iniziato a vedere più persone e alla fine siamo salite e abbiamo fatto il giro del muro per un'ora. Quinta città questa volta, un po' più in là, Peschiera del Garda. Sono anche andato qui con un amico. Non c'erano molte attrazioni da visitare, o forse c'erano, semplicemente non abbiamo fatto ricerche. Comunque io e il mio amico abbiamo amato Peschiera, abbiamo anche scherzato sul tiro lì. Ora finalmente la sesta e ultima città che ho deciso di vedere. Sono andato a Treviso da solo il giorno prima che il Veneto tornasse in zona rossa e non me ne pento, vorrei solo passare più tempo ad esplorare la città. Era la fine di febbraio. Al contrario, marzo è stato tranquillo perché non ci è stato permesso di girovagare perché siamo sotto la zona rossa. Tuttavia, mi sono assicurato di uscire tutti i giorni e camminare per fare esercizio. Di solito vado a piedi verso i miei posti preferiti a Padova, che sono Prato della Valle, Parco dei Cigni, Giardini dell'Arena e il percorso per il Parco d'Europa. Questo è tutto per febbraio e marzo. Speriamo che aprile sia un mese entusiasmante. Ci vediamo il prossimo mese. Ciao!